Il caso Bramezza scuote la politica veneta. Il buco di quasi 11 milioni di euro che sta coinvolgendo oggi il manager trevigiano, direttore dell'Uls 7 Pedemontana, porta il Partito Democratico a porre 3 importanti questioni. Eccole. Le società in cui agiva Bramezza hanno partecipato ad appalti pubblici e se sì, a quali? E poi in quale ambito operavano le fideiussioni andate a male di cui Bramezza si era fatto garante? Infine, i vertici della regione erano a conoscenza dell'importante attivismo di Bramezza nel settore privato? Il PD domanda ai vertici della regione e della sanità veneta con che criteri venga scelto un dirigente di una ULSS che ha prestato fideiussioni per oltre 11 milioni di euro. Non vogliamo, sottolinea una nota emessa dall'area vicentina del partito, in nessun modo intervenire nella sfera privata del dottor Bramezza, ma chiediamo se si intende confermarlo nella gestione di un'azienda pubblica che sposta milioni di euro come l'Uls 7 Pedemontana. Sono in molti a porsi le medesime domande, visto il ruolo di dirigente pubblico per cui Bramezza è stipendiato dai veneti. E come sempre i nostri microfoni sono aperti per tutti.